I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 70 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata in un'autovettura sottoposta a controllo a Palermo nelle scorse settimane nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuato lungo le strade che conducono al capoluogo. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, procedeva all'identificazione di 4 soggetti a bordo, di cui 2 gravati da precedenti specifici che, mostrandosi da subito particolarmente agitati, fornivano dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio. Pertanto i militari, effettuando una approfondita attività di controllo e perquisizione del mezzo, rinvenivano all'interno di 2 trolley da viaggio un borsone numero 11 involucri avvolti in buste di celofan trasparente contenenti 691 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di oltre 70 kg. La droga, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500.000 euro. I corrieri, tutti di origine romana, sono stati condotti presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo a disposizione della Procura della Repubblica, che ha successivamente convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere. L'odierna attività testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che è la primaria fonte di finanziamento della criminalità organizzata. Si evidenzia che, in attesa del giudizio definitivo, trova ovviamente applicazione per tutti gli indagati il principio della presunzione di innocenza.